Bene, siamo giunti all'11ª edizione del trofeo Claudio Ventimiglia, siamo in questa splendida location della chiesa anglicana di Alassio che ci ha ospitato e con tutte le scuole che hanno partecipato siamo giunti alla fine di questo trofeo. Tutte le scuole hanno dimostrato davvero una grande preparazione, una grande professionalità. Ricordo che abbiamo avuto tra i giurati personalità di tutto rispetto, il presidente nazionale della Mira, Carlo Hassan, Renato Andreoletti, direttore di Hotel Domani, e poi tutti gli amici dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier, e della Mira che hanno giudicato questi ragazzi. Stasera nel cornice della scuola avremo la premiazione e sicuramente sarà difficile scegliere chi tra le 7 scuole partecipanti si aggiudicherà questo trofeo. Tutte le scuole hanno dimostrato davvero una grande preparazione, una grande professionalità e quindi sarà veramente un compito duro, un compito arduo decidere chi tra di loro sarà stato il più bravo. Alassio, come sapete, è sempre una ridente località nella Riviera di Ponente e anche quest'anno ha ospitato tutte le delegazioni che arrivano da tutta Italia, dalla Sicilia, dal Piemonte, dalle altre regioni, dal Veneto. E ci apprestiamo quindi a concludere questa edizione con la premiazione che appunto faremo questa sera. Passo la parola a Giancarlo Alfano dell'Associazione Italiana Sommelier, che era tra i giurati che hanno valutato questi ragazzi. Grandi complimenti all'Alberghiero di Alassio per questa 11ª edizione del Trofeo Ventimiglia, che si è dimostrato anche quest'anno molto avvincente, con alunni tutti quanti molto ben preparati che si sono dati battaglia in maniera veramente grandiosa, tutti quanti alunni molto preparati, e di questo sicuramente dobbiamo rendere i complimenti a tutti gli insegnanti, a tutti i professori che si impegnano quotidianamente nella formazione di questi alunni. Con grandissimo piacere e con una grandissima soddisfazione abbiamo avuto qui ad Alassio Carlo Hassan, presidente della Mira, Associazione Metri Italiani Ristoranti Alberghi, che si è prestato a presiedere la giuria di questo 11° concorso Claudio Ventimiglia. Devo dire che siamo stati davvero molto felici della sua presenza e passo a lui la parola per una sua testimonianza. Io come testimonianza devo dire che sono stato strafelice di stare con te e con questi ragazzi strepitosi, molto presi di grande buona volontà, e li vedo in un futuro roseo, perché chi comincia bene è a metà dell'opera, e credo che loro, con maestri come te e come tutti gli altri che sono con te, non possono che uscire in maniera strepitosa. Il resto poi lo faremo noi con tutta la nostra professionalità e con tutta la nostra voglia di dare a questi giovani la nostra esperienza, perché noi possiamo mettere solo la nostra esperienza, e con questa esperienza auguro a tutti questi ragazzi di diventare tanti Boveri, tanti Lodigiani, tanti Botti. Io parlo di Metre che hanno fatto la storia d'Italia e del turismo. Io aggiungo tanti Carlo Hassan. Grazie. Con noi come Hotel Domani accompagniamo il turismo italiano e quindi anche le scuole alberghiere da sempre, sono più di 40 anni che seguiamo questo settore, per cui ogni volta che scuole alberghiere ci coinvolgono veniamo con grande entusiasmo. Devo dire che Alassio ormai è diventata un appuntamento fisso per me, anche perché ha sia, voglio dire, una direzione dei docenti veramente in gamba, e soprattutto hanno creato questa manifestazione che è splendida perché permette a ragazzi che sono minorenni di mettersi alla prova, di provare delle emozioni intense, forti, che poi li accompagneranno nel corso della loro vita professionale. In questo senso è una manifestazione splendida. Io parlavo prima con i ragazzi e che dicevano: sai, io ero emozionatissima. Dico: guarda, il giorno che smetterai di emozionarti sarà solo perché sei diventata anziana. Io non vi vorrei ripetere dei miei predecessori, però faccio i complimenti a questa splendida scuola di Alassio, che per la prima volta io sono qua e mi auguro di esserci ancora per tante volte, perché mi sono trovato bene, ho visto della grossa professionalità e soprattutto di grande voglia di questi ragazzi per andare avanti, e credo che noi ne avremmo tanto bisogno perché è inutile dirsi, il turismo senza di noi non credo che possa fare molta strada, perché siamo noi. Il turista che viene si ricorderà del monumento, della cartolina, ma quando va in una sala al ristorante mi ha servito bene, aveva un bel sorriso,
andateci, tornateci, perché noi siamo delle cartoline parlanti e dove poi andiamo divulghiamo questa nostra esperienza. Quindi per me è stato un grande onore e un grande piacere. È inutile dire che accanto al mio grande amico Paolo Madonia ho un grandissimo ricordo di tanti anni di insieme, di grande piacere, e mi ha fatto piacere vederlo in prima fila a organizzare questo convegno, e credo che uomini come lui ce ne vorrebbero tanti, e per questo mi date quella prima. Paolo, io vorrei regalarti alla scuola questo splendido istituto, però che tu lo metti nella tua scrivania e ricordi di questa giornata con questa lampada che hai fatto grande furore. Grazie. Poi noi come associazione Amira abbiamo voluto fare un premio particolare, così da ricordarci, e lascio dire il vincitore al mio amico Guerracino. Grazie Presidente, è l'11ª edizione, le ho fatte tutte 11. Da fiduciario, innanzitutto come amico di Paolo Madonia e di questo istituto, da fiduciario di sezione di Sanremo e poi da vicepresidente nazionale, quindi non sono mai mancato, sono di casa. E come ogni anno noi diamo un premio speciale, che non è un premio al primo, al secondo, secondo noi alla persona che forse più merita questo premio. E quest'anno abbiamo voluto premiare una persona che ha gareggiato da sola, e quindi l'abbiamo dato alla nostra amica di Viva Valencia! Grande applauso, professore Amici.